Al via il nuovo anno scolastico anche presso il liceo classico Empedocle, che ha accolto le matricole e i genitori presenti. Da quest'anno l'istituto acquisisce anche l'indirizzo musicale dell'ex liceo Majorana, presenti infatti gli alunni delle prime classi. 2 le sedi dove si svolgeranno le attività musicali, uno presso il CUPA di Agrigento, l'altra presso i locali dell'istituto Brunelleschi. Il liceo Empedocle ha iniziato oggi regolarmente le lezioni, a differenza di tanti altri istituti non ha subito ritardi per via della mancanza di docenti o personale ATA fuoriuscito per motivi di pensione. Presentato anche il nuovo staff dei docenti e collaboratori che lavorerà a fianco della dirigente scolastica Anna Maria Sermenchi e anche il neo dirigente amministrativo dottor Lillo Ministeri. Questo è davvero un primo giorno di scuola assolutamente speciale, perché iniziamo come liceo Empedocle, che quest'anno non è più soltanto liceo classico ma anche liceo musicale. Accogliamo nel nostro istituto il liceo musicale del soppresso liceo Majorana, che per effetto di un provvedimento di dimensionamento ha visto i suoi 2 indirizzi confluire in 2 istituzioni scolastiche già preesistenti. Per il liceo classico l'incontro con il liceo musicale è un momento di grande arricchimento, ma viene anche percepito allo stesso modo per i ragazzi e i docenti del musicale il fatto appunto di poter continuare questo cammino che hanno intrapreso 4 anni fa e che quest'anno va appunto a concludersi con le classi quinte che per la prima volta sosterranno l'esame di Stato in un nuovo contesto che sarà il contesto definitivo, che è poi quello che forse sotto un profilo culturale si lega un po' meglio ai valori della musica, il mondo della classicità. Diciamo che questo incontro non sarà difficile, questa fusione, questa integrazione, perché la musica e il mondo classico hanno le stesse origini, hanno lo stesso valore poetico, hanno la stessa valenza culturale e sotto questo segno noi cercheremo di portare avanti un lavoro comune che sta già vedendo un bellissimo lavoro di progettazione nella elaborazione congiunta di un nuovo piano dell'offerta formativa. Ci sono state difficoltà nell'avvio dell'attività, abbiamo letto che un po' in tutta la Sicilia ci sono problemi relativamente alla quota 100, a molta gente che manca, insegnanti, personale ATA, ecco, la vostra situazione qual è, Presidente? Allora, io devo dire che per fortuna noi di queste difficoltà non ne abbiamo, nel senso che qualche posto vacante nello strumento musicale che ancora c'è sarà sicuramente integrato quanto prima con la nomina dei supplenti, mentre sull'area comune già tutte le classi di concorso, o meglio quasi tutte le cattedre ad eccezione di una, sono già state coperte. Siamo in grado di cominciare, nonostante dico le nostre difficoltà siano state di carattere logistico organizzativo, perché il liceo musicale avrà 2 sedi, una sede al CUPA e una sede al Brunelleschi, per cui abbiamo dovuto anche provvedere ad un trasloco, ad una razionalizzazione degli spazi e a tutto quello che serviva per cominciare. Oggi, in questo primo giorno di scuola, abbiamo voluto che tutti i ragazzi delle prime classi fossero qua presenti per celebrare questa bellissima giornata dell'accoglienza.